Allora signore e signori, ci siamo. Io chiederei un applauso per Pietro Giai. Buonasera. Anche perché dopo l'ensemble da 8 tu sei da solo con la chitarra qui sul palco del salotto e ci presenterai delle tue canzoni nuove? In realtà nuove non troppo, ma solo per me, perché non sono ancora uscite e anzi stanno per divenire pubbliche finalmente. Oh, vedi. Smetto di fare il geloso con le mie canzoni e le condividi. E le condividiamo. Va bene, allora con cosa cominci questa sera? Qual è il primo brano? In realtà dell'EP non ho ancora deciso il titolo, ma siccome i tre pezzi si intitolano con tre nomi propri, penso che si chiami Cosa 3 e la prima protagonista di questa Cosa 3 si chiama Anita ed è una mia grande amica. Anita, bel nome, Anita. Pietro Giai qui al Salotto di Mao. Anita è una mia grande amica, tant'è che non ricordo quando l'ho conosciuta. Anita ama le giornate che fuori urla il vento e intanto picchia il sole. Anita ha l'anima latina, già dalla prima nota balla, ondeggia e cambia il clima. Anita torna una bambina, la domenica si fa le 3 di mattina, troppo buona e non fa male, è come l'acqua naturale, può essere ghiaccio o avere 2 gocce di limone, ma non importa, lei mi fa bollire. Anita si chiama Anita, semplicemente Anita è una mia grande amica, o forse qualcosina in più, ma è tutta colpa sua. Anita, quando la invito a cena, con lei si può mangiare, non ha paura di ingrassare. Anita a volte si arrabbia e strilla, ancora strilla, fa una solo poi si calma, ma Anita, per me sei così bella, con il tuo sguardo esotico e la pelle di cannella, troppo buona e non fa male, è come l'acqua naturale, può essere ghiaccio o avere 2 gocce di limone, ma non importa, lei mi fa bollire. Anita. Chi? Anita. Anita, dai, aiutatemi un po'. Anita, che se no sembro un bambino che ha perso la mamma. Anita. 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 Semplicemente è troppo buona e non fa male, è come l'acqua naturale, può essere ghiaccio o avere 2 gocce di limone, ma non importa, lei mi fa bollire. Si chiama Anita. Era Anita questo il brano, alla fine l'ho capito anch'io. Pietro Giai qui da solo con la chitarra, con queste canzoni che diciamo stanno per uscire, chissà in che modo le hai registrate, chissà che arrangiamenti hai fatto. Questa sera ce le presenti diciamo in bianco e nero, solo chitarra e voce. Come sono state scritte, nella forma più naturale possibile. Come sono nate, diciamo. Senti, adesso io non so se il prossimo brano fa sempre parte diciamo, di questi brani nuovi, ma volevo chiederti di questa tua avventura nei quartieri della città dove hai cantato. Ultimamente penso tu stia parlando di Sitascote, esatto, che non riuscivo a dirla. È un bellissimo progetto al quale ho avuto modo di partecipare di recente e che consiste
nell'unire, cioè 3 giovani ragazzi hanno unito 14 cantautori affinché scrivessero 7 canzoni a 4 mani, ovvero a coppie, riguardo storie appunto che vengono dai quartieri della nostra città, le storie più disparate, storie che arrivano da molto lontano. Io in particolare ho scritto una canzone, perché dovuto scrivere sembra che che mi frustavano nel mentre. Ti sei trovato in quella situazione di scrivere una canzone su una donna che è riuscita a realizzare il suo sogno qua a Torino, in zona San Paolo, ma sogno che è partito dal Perù, pensate un po'. Quindi storie torinesi che però molte delle quali sono iniziate altrove. E questi, diciamo, possiamo ascoltarla sulla tua pagina Facebook, ecco, non ancora, presto usciranno su Spotify, perché non solo io non ho ancora pubblicato niente, ma anche questo progetto deve ancora uscire su tutte le piattaforme. Nel frattempo l'abbiamo presentato lunedì scorso al Jazz Club ed è stata una super seratona. Se non sbaglio c'era anche un altro cantautore che era passato da poco al salotto, che si chiama Chelo, c'era anche lui. C'è anche Chelo, Andrea. A disputare. Salutiamo qua il Mondo Visione. Va bene, allora senti, il primo era Anita, hai detto che sono tutti i nomi propri di persona, se non ho sbagliato. Il prossimo cos'è? Francesca, no? No, il prossimo in realtà è la parte meno interessante della cosa trio, dipende dai gusti, però il prossimo è Pablo, quindi un tuo amico, diciamo. Un mio amico, chissà chi è questo Pablo che ci canta adesso Pietro Giai. Pablo ha perso la fiducia nel mondo, anche se fuori era mezzogiorno. Gli han ripetuto non esiste il vuoto, ma a 20 anni se l'è ritrovato attorno. Il poster dei Rolling Stones si è stropicciato, sogna un futuro che somigli al passato. Ma il suo coraggio quello non lo delude mai, e l'angoscia dell'eternità svanisce in un sospiro. Pablo esce sul balcone, poi una scintilla accende la sua sigaretta, non è più spenta, si risveglia la coscienza, denso fumo vivo mentre si perde nella nebbia. Ridevano di lui quando era bambino, oggi apre gli occhi e non ti trova lì vicino. Il suo tatuaggio è ogni giorno più sbiadito e non ha mai visto i suoi abbracciati se non in foto. Ma di tutto questo a Pablo non gli è mai portato. In se stesso lui ha sempre creduto, perché il suo coraggio quello non lo delude mai. E l'angoscia dell'eternità svanisce in un sospiro. Pablo esce sul balcone e poi una scintilla accende la sua sigaretta, non è più spenta, si risveglia la coscienza, denso fumo e vivo mentre si perde nella nebbia.
che il suo coraggio quello non lo delude mai. E l'angoscia dell'eternità svanisce in un sospiro. Pablo esce sul balcone, poi una scintilla accende la sua sigaretta, non è più spenta, si risveglia la coscienza, denso fumo è vivo, mentre si perde nella nebbia. Grazie. Pietro Giai, questa era Pablo, un pezzo veramente delicato, intimista, e devo dirti che tra l'altro sulla tua diretta Facebook ci sono più cuori che, cioè c'è gente che ascolta, ma ci sono ancora più cuori, quindi insomma salutiamo tutti che ci mandano, che ti mandano i cuori, Pietro, e come dire, li salutiamo grazie a questi potenti salutiamo tecnici, li salutiamo tutte. Allora, senti invece il prossimo brano, perché poi c'è anche una sorpresa, arriverà un chitarrista a un certo punto. Ha sorpreso anche me perché non doveva venire, aveva un book con l'altra band che ormai si è infilato un po' dappertutto qui a Torino, è arrivato da Pinerolo da poco tempo ed è riuscito a infiltrarsi in tutta la Torino musicale a 8 progetti, sì. Ma è riuscito ad arrivare in tempo e quindi io lo inviterei sul palco a suonare con me l'ultimo pezzo, così la gasiamo un po'. Invitiamolo e presentiamolo allora. Assolutamente, lui è The Great Andrea alla chitarra. Allora, quindi diciamo in questo caso sarete super rocker, diciamo chitarra acustica, chitarra elettrica per un brano che a questo punto c'è il titolo, diciamo, c'è il nome di una donna, perché questo era Pablo. Questo è perché hai dei pregiudizi, no. Però per fortuna non ho dei pregiudizi, per fortuna ho dei chiodi fissi, non so sì. Per fortuna il sogno si realizza e non è con 2 uomini questa cosa 3, ma è con 2 ragazze. E l'ultima sì. Direi che si chiama Sofia, o La mia filosofia, comunque il nome di lei è Sofia. Sofia, Pietro Giai qui al Salotto di Mao. La concretezza non so cosa sia, bevo a senso infuso di apatia, non sono neanche sicuro di amare Sofia. Il classico studente di filosofia, me la tiro ma con simpatia, vesto alternativo, io non sono conforme al capitalismo che da anni incombe. Il tipico studente di filosofia mi incontra ad una festa ma sto andando via, mi annoia la realtà, io vado oltre, tra qualche anno passami a trovare sotto un ponte. Leggo libri incomprensibili, li studio a fondo per stare qui a spiegarteli, ma poi cado in tutti quei tranelli che mi tendi coi tuoi occhi. Ti leggo il titolo e già mi abbagli. Cosa vuoi che sia? La vita è una melodia. Sono uno studente di filosofia, cammino pensieroso per la via. Chissà che dice oggi la cosmologia. Logos discorso, cosmo distorto. Il critico studente di filosofia. Mi batto a gran voce per l'utopia. Abbasso la finanza e la borghesia. Poi mi ricordo che quella era mamma mia. Il tipico studente di filosofia, logorroico più di tua zia. So condire con parole interessanti anche i dialoghi più insignificanti. Leggo libri incomprensibili, li studio a fondo per star qui a spiegarteli, ma poi cado in tutti quei tranelli che mi tendi coi tuoi occhi. Ti leggo il titolo e già mi abbagli.
vuoi che sia? La vita è una melodia, questa è la mia filosofia. Innanzitutto facciamo un grande applauso ad Andrea che con questi suoni arricchisce queste canzoni. Volevo ringraziare Mao per avermi invitato, che non è neanche la prima volta, quindi bisogna fargli un applauso per non esserti ancora annoiato di me. Neanche l'ultima, neanche l'ultima. Io sono Pietro Jai con la Y finale. Molto importante, credetemi, ci tengo. Ma soprattutto grazie a voi di essere stati qua e averci fatto compagnia. Ma cosa vuoi che sia? La vita è una melodia. Dai, cosa vuoi che sia? La vita è una melodia. Su, cosa c'è? Cosa vuoi che sia? La vita è una melodia. Vuoi diventare amica mia? Ti prendo e ti porto via. Questa è la mia filosofia, la mia filosofia, la mia filosofia, dalla fattoria, Grazie.